brevissima presentazione del programma che abbiamo proposto in quartetto. Parlerò brevemente, ovviamente non vuole essere una lezione, tantomeno una lezione tediosa e lunga. Parlerò dei tre autori, Francis Clégens, francese, Ferenc Farkas, ungherese, e Federico Moreno Torroba, spagnolo. Le composizioni presentate sono tutte ascrivibili nel repertorio del Novecento tradizionale, storico, non è musica contemporanea, non abbiamo brani dal linguaggio particolarmente aspro, ruvido, atonale, direi. Allora, direi come inizio parlerei di Francis Clégens. Clégens è un francese, adesso 71enne, proprio ad aprile ha compiuto 71 anni, e direi che fa parte di quella nouvelle vague francese che ha costituito una iniezione di musica, di repertorio chitarristico dagli anni 60-70 direi in poi. Insieme a lui un altro nome importante francese da ricordare è Roland Diens, che purtroppo è morto prematuramente qualche anno fa. E cosa abbiamo presentato? Abbiamo presentato i 4 elementi, di cui abbiamo suonato solo 2 brani, Tierra e Fuego. Lo stile è, come dicevo, tradizionale, improntato a grande cantabilità, però non scevro da armonie interessanti, accordi di settima, di nona, con modulazioni anche repentine, e anche innervato di un certo romanticismo che fa parte dello stile di Clégens, tant'è che lo ritroviamo questo romanticismo anche in altre composizioni come i 5 preludi o i 24 famosi preludi studi composti anni fa a scopo didattico. La scrittura di Clégens è molto pertinente perché ha una scrittura idiomatica molto adatta allo strumento, essendo lui ovviamente chitarrista. Dopo Clégens l'altro autore di cui parlerò è brevemente Ferenc Farkas. Farkas, a differenza di Clégens, ha un curriculum molto robusto, è stato un compositore importante dell'area mitteleuropea, lui è ungherese di nascita, di Budapest. Negli anni, lui ha avuto una vita lunghissima, dal 1905 fino al 2000, negli anni 30 ha anche lavorato come compositore per colonne sonore, per film, sia a Vienna che a Copenaghen. Di lui rimangono molte composizioni orchestrali. Questa piccola musica di concerto sembra un errore, ma in effetti lui scrive così una composizione, piccola musica di concerto del 1961, è un'opera per archi che con l'avallo dello stesso compositore è stato anche sfruttato per quartetto di chitarre. Lui ha scritto anche 6 brani per chitarra, quindi era uno strumento che rientrava nel suo immaginario poetico, però esattamente il suo mondo stilistico e poetico si riscontra nelle grandi composizioni orchestrali, negli ensemble per archi e vari concerti per strumento solista e orchestra. Lo stile è interessante perché è un coacervo di stili, possiamo trovare musica tradizionale, quindi improntata alla musica più prettamente tonale, ma anche musiche con ritmicità molto interessanti desunte dal mondo balcanico. Infatti in questi brani che noi suoniamo ci sono anche 5 ottavi, 7 ottavi, quindi delle asimmetrie ritmiche che secondo me destano particolare interesse nel suo linguaggio. E dopo Ferenc Farkas direi l'autore per chitarra, per antonomasia, diciamo chitarristico, è Federico Moreno Torroba. Federico Moreno Torroba, spagnolo, è stato il grande cantore dell'anima spagnola, uno dei più grandi compositori per la chitarra del Novecento, storico cosiddetto, compositore per eccellenza di Andrés Segovia. Per lui ha scritto numerosissime opere, tra cui il Notturno del 1923, Madrognos, la sonatina in La maggiore, le Puertas de Madrid, Aires de la Mancia, i 6 pezzi caratteristici che sono una meravigliosa pagina di impressionismo musicale sulla chitarra. Quindi direi che Moreno Torroba è sicuramente da definire come uno dei più grandi compositori del Novecento storico per chitarra. Novecento storico cosa intendo? Intendo quel linguaggio che non prende dalla musica di derivazione viennese, dalla scuola di Schoenberg, Berg, Weber, ma si rifà alla musica tradizionale, ma
con un particolare interesse per la musica impressionistica francese. Infatti in lui sono spesso presenti, per esempio, le scale esatonali, quindi dei linguaggi che risentono, per così dire, semplificando, il linguaggio di Debussy e di Ravel. Di Moreno Torroba abbiamo eseguito 8 brani che fanno parte appunto di questa suite chiamata Instant. Sono piccole miniature, un po' rientra nel suo stile. Torroba non era il compositore delle grandi sonate, delle grandi sinfonie o dei quartetti molto complicati e robusti. Il suo stile è sempre portato all'aforisma, è sempre portato al tratteggio lieve, però la cifra poetica di Torroba è la sua grandissima cantabilità, unita comunque anche ad una ricchezza armonica. Di Moreno Torroba ricorderò un'ultima cosa, sicuramente da sottolineare, che è stato uno dei più importanti compositori di zarzuelas. Le zarzuelas non sono altro che le operette spagnole che cantano il mondo contadino, agricolo, bucolico di una Spagna ovviamente che non c'è più. Quindi in Spagna, infatti, quando io chiedevo di Moreno Torroba, non conoscevo Torroba in qualità di compositore per chitarra, ma soprattutto come icona della musica per zarzuelas, che è un tipico frutto della cultura musicale spagnola. Grazie per l'ascolto e arrivederci.